Particolare non per il suo profumo, ma per la leggenda che lo contraddistingue. Oggi infatti voglio parlarvi del Nerium oleander, cioè della pianta di oleandro, una pianta caratteristica di tutta la fascia mediterranea, ma in realtà è una pianta che si trova anche nelle nostre corti. È una pianta particolare, ammantata di mistero, perché si parla spesso della sua tossicità, ma in realtà infatti già lo storico Senofonte parlava di soldati ammaliati da una pianta dai fiori rossi. In realtà poi la parte della pianta più interessante nasce dalle sue origini, infatti si pensa che sia una pianta proveniente dalla terra magica di Medea. È una pianta che però acquisisce una gran parte della sua straordinaria bellezza nella pittura, nell'arte. Infatti basti pensare che nella storia dell'arte è presente nel celebre dipinto Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, in quanto tutti gli aspiranti alla mano della Vergine gli era stato consegnato un ramo, e solamente il ramo che era stato consegnato a Giuseppe fiorisce. Infatti è questo che fa scegliere Giuseppe come sposo della Vergine. Altre leggende legate a questa pianta sono date dalla storia. Infatti si dice che l'esercito composto dai soldati di Napoleone sia stato avvelenato in quanto avessero mangiato degli spiedini di carne realizzato, pensate, con i rametti della pianta di oleandro. Ma in realtà è una pianta molto particolare che effettivamente ha una componente all'interno, la oleolandrina, che rende tossica la pianta in tutte le sue parti. Infatti sono piante che sono poste nelle bordure delle strade, e anche all'interno delle aziende o delle corti si consiglia di metterle a recinzione, ma mai a stretto diretto, o a meglio a stretto contatto con i bambini o gli animali. È una pianta quindi che va utilizzata, che va coltivata con attenzione, ma senza avere particolari ansie. Infatti io consiglio sempre consapevolezza, non paura. Pensate infatti che questa tipologia di pianta, l'oleandro, è la pianta ufficiale della città di Hiroshima, perché nel 1945, dopo la distruzione a seguito del bombardamento atomico, si pensava che nessuna pianta nei decenni potesse nascere più. Invece il primo fiore che è spuntato è quello dell'oleandro. Infatti la pianta dell'oleandro è la pianta ufficiale della città di Hiroshima. E voi questo lo sapevate?